Hanno preso una delle scene più violente di Bastardi senza gloria, quella in cui ai nazisti viene incisa in volto una croce uncinata grondante di sangue, e hanno realizzato un fotomontaggio ai danni dell'assessore veneto all'istruzione Elena Donazzan di Fratelli d'Italia. Si tratterebbe, scrivono sul profilo Instagram degli studenti medi di Padova, di una forma di protesta contro la scelta della Donazzan di partecipare a un'iniziativa di Casa Pound a Verona, ma la violenza dell'immagine è andata evidentemente ben oltre la satira e la parodia. No, non lo è perché è una scena che evoca una violenza inaudita, che non è distante da quello che accade purtroppo quotidianamente, soprattutto nei confronti delle donne, e peraltro la cosa che è sconvolgente è che lo facciano dei ragazzi. Questa non è più satira, questa è violenza evocata, questa è violenza quasi suggerita ed è inaccettabile, per cui non solo voglio denunciare pubblicamente e vorrei che ci fosse una indignazione corale, ma la farò anche per le vie della giustizia Ecco, quindi ordinaria. Perché passa vie legali, diciamo, come si dice. decisamente. La scelta è Sì, insomma, perché ci si deve assumere la responsabilità, perché quando si fa un atto del genere non c'è né la satira, né l'ironia, né la legittima critica politica, anche quella l'ho sempre affrontata con toni più o meno seri.